Se tutto va bene siamo rovinati. Quella che in altre situazioni aveva significato una battuta quasi spiritosa, nel caso dell'emergenza coronavirus diventa un quadro fedele della situazione generale vicina al tracollo. Nella sala della Protezione Civile del Veneto a Marghera, il governatore veneto Luca Zaia snocciola dati che parlano di una crescita dei casi e dei decessi, ora una trentina, ricordando due date fatidiche suggerite dall'algoritmo. Il 15 marzo, domenica, quando si esauriranno le risorse di capienza ospedaliera con tutti i posti letto disponibili esauriti, ed il 15 aprile, quando addirittura i numeri potrebbero raggiungere le 6 cifre, aspetto questo che ha lasciato sconcerto e perplessità. Al momento i ricoverati sono oltre 250, un'ottantina in terapia intensiva, dove non si contano soltanto persone anziane. Zaia è impegnato sia nelle interviste, ma anche nell'interpretazione di spot per invitare i cittadini a rimanere a casa, sostenendo che siamo noi veneti la vera cura per fronteggiare l'epidemia. Previste misure restrittive ancora più drastiche, draconiane come si dice, ricordando il noto giurista greco del VII secolo a.C., per esercizi commerciali, ad eccezione della distribuzione alimentare che comunque resta chiusa al sabato e alla domenica. Vicino alla sessantina, infine, il numero delle persone dimesse. E anche questo è un dato confortante, alla luce di un quadro che, volenti o nolenti, va chiamato con il suo nome, critico, in una quotidianità completamente sconvolta, nella quale si chiede un piccolo, grande sacrificio ai cittadini che per una quindicina di giorni devono abbandonare le abitudini quotidiane. Non è certo un dramma, questo per scongiurare un autentico dramma, quello della diffusione di una patologia estremamente contagiosa.